E oggi faremo insieme una ricetta molto particolare. Faremo insieme una pizza alle patate con lo speck. Per questa ricetta ci serve lo speck Alto Adige, patate farinose, pomodori brasati, olive snocciolate, capperi, fogli di basilico, olio d'oliva, sale e pepe. Pelare e tagliare le patate e cuocere in acqua salata. Nel frattempo, togliere la crosta aromatizzata dello speck e tagliarlo a cubetti. Scolare le patate, schiacciarle e renderle cremose con una frusta, aggiungendo un po' di sale e pepe. Distribuire il purè in parti uguali sui piatti. Stendere sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne per formare una specie di pizza. Scaldare lievemente i nostri pomodori brasati e poi ricoprire la pizza a piacere con pomodoro, speck, olive, capperi. Guarnire con fogli di basilico ed eccola pronta la nostra pizza alle patate e speck. Buon appetito!